Giuliano Vantaggi, direttore promozione turistica del Veneto. Si chiudono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Che apporto hanno dato questo a Cortina, aspettando poi le Paralimpiadi? Il bilancio è molto positivo, perché avete visto sia al piano terra molti turisti sono venuti a trovarci, che al primo piano sono venuti a trovarci moltissimi giornalisti da tutte le parti del mondo e hanno veramente generato una serie di contenuti notevoli in tutto il mondo, che ha portato la visibilità del marchio Cortina alle stelle anche sulle ricerche di Google Trends. Ecco, che cos'è Casa Veneto? Casa Veneto è un prisma di contenuti e la presentazione del Veneto a tutti coloro che vengono a trovarci, e soprattutto la presentazione del Veneto alla parte giornalistica mondiale, che così ha potuto vedere anche non solo quello che era l'inverno, ma tutte le stagioni di tutte le location bellissime della regione Veneto. Che cosa ci si aspetta adesso per le Paralimpiadi? Per le Paralimpiadi ci sarà un'altra partita, perché dal 6 al 15 marzo ospiteremo tutti i giornalisti paralimpici. Si parlerà per esempio di turismo accessibile, di turismo inclusivo, si parlerà veramente di tanti temi che riguardano le Paralimpiadi, e questo ci permetterà anche di essere visibili in altri settori e anche in altre partite molto importanti. Moltissimi panel qui a Casa Veneto, sono state rappresentate tutte le eccellenze del nostro territorio. Qual è l'importanza appunto di coniugare il turismo allo sport e alle Olimpiadi? È importantissimo, in questi giorni si è visto veramente nelle presentazioni spaziare dall'enogastronomia alla cultura, all'arte, ai vari temi di ogni destination management organization del Veneto. Questo è importante perché così i giornalisti vedono effettivamente tutti i tipi di turismi che ci sono in questa regione, e coniugarli alle Olimpiadi vuol dire veramente fare in modo che tutto questo sia elevato all'ennesima potenza.